siamo salvate, ma siamo molto sotto shock e non abbiamo più voglia di rivivere questa cosa. La serata di terrore poteva sfociare da un momento all'altro in tragedia. Un'anziana di 89 anni, Palmira, e la figlia Marta Veronese sono state assalite da 4 uomini in tuta nera e passamontagna. I 4 banditi, urlando polizia, si sono materializzati in casa all'ora di cena. La violenza è iniziata quando la badante ha iniziato ad urlare. Colpita violentemente al volto con uno schiaffo, è stata subito immobilizzata e legata. Solo al citofono Marta, vedova di Enzo Busolin, storico titolare dell'Hotel Mirafiori, riesce a parlare. Sono passate poche ore dalla rapina e ripercorrere quei terribili istanti in preda ai 4 malviventi è come risvegliare un incubo. Non ci hanno ferito gravemente, ecco, perché poteva succedere anche quello. Avete preso tantissima paura. Sua madre come sta? Mia mamma sta abbastanza bene. Mia mamma non l'hanno toccata. Lei invece ha subito delle violenze? Mi hanno malmenato, ecco. Marta è costretta con la forza a guidare i rapinatori al piano di sopra per la razzia di gioielli e denaro, prima di essere a sua volta legata a mani e caviglie con fascette di plastica. Il bottino è incerto, ma potrebbe aggirarsi sui 50.000 euro. Una volta racimolato contanti e preziosi, i malviventi si sono dati alla fuga, anche perché nel frattempo un cellulare e il telefono di casa hanno cominciato a squillare. Le donne aspettavano delle amiche per il burraco. I banditi, pratici ed esperti, hanno parlato pochissimo per non dare nessun indizio. A pensarlo sono anche i vicini di casa. Sicuramente sono dei professionisti questi qua. 2 anni fa il furto lo avevano subito i parenti nell'abitazione adiacente. Fortunatamente dormivano. Però loro non sono accorti la mattina che erano entrati i ladri a rubare quello che era dietro. Ora i residenti di Via Calvi hanno paura. Alla sera è veramente aver paura a rimanere qua. I banditi, fuggendo dalla casa, hanno gridato Allah Akbar, anche qui, come credono gli inquirenti, per confondere le donne. Al suono del campanello, infine, la liberazione. Marta, legata a mani e piedi, riesce lo stesso a trascinarsi alla porta per aprirla alle amiche sopraggiunte per la partita a carte. Le donne, arrivando, avevano visto i 4 uomini in tuta nera correre lungo la strada. Avevano pensato a dei giovani che si allenavano. La caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine è tuttora in corso.